Guardate che bello, con il caminetto in camera. Siamo veramente nella residenza più bella che abbiamo visto sinora. Adesso dobbiamo scoprire anche a chi apparteneva, chi ci ha vissuto. Madonna, guardate. Appartiene alla stessa famiglia da più di 6 secoli, gli Harald. Che si sono distinti al servizio di vari re di Francia. Famiglia di finanzieri. Ufficiali che si sono distinti al servizio dei vari re di Francia. Questa era la camera del re. Guardate che meraviglia questo cammino dorato. Vedete ragazzi, una curiosità, che il letto è molto piccolo, perché all'epoca dormivano seduti, praticamente con la testa appoggiata nei lati, perché la posizione da supini era riservata ai morti, sì. Guardate il soffitto con tutti i dipinti. Arazzi splendidi, tutta la camera. Le pareti sono coperte da arazzi. Spada destinata al cavaliere del reggimento, 1735. Questa è la cappella. Questa è la cappella. Poi ci sono tutte le foto di famiglia, sicuramente di famiglie e personaggi anche importanti che hanno visitato il castello. E questo è l'albero genealogico meraviglioso con tutti i casati, gli scudi. Bellissimo, guardate. Dipinto di Luigi XVI. La sala della musica, un'arpa del 1800. Scrivania marchiata Jacob, principale fornitore dell'imperatore anche Napoleone. Questa è la sala degli arazzi e sono del XVII secolo. Orologio a pendolo perfettamente funzionante dal 1500. Ancora segna precisamente l'ore, minuti, secondi e giorni, incredibili. La data e le fasi lunari. Fantastico.
da 500 anni. Senza ombra di dubbio il palazzo, il castello più bello che abbiamo mai visto. No, mai visto no. No, No, perché abbiamo visto la Reggia di Versailles, però il più bello che abbiamo visto in questi giorni, sia esternamente che internamente, come arredi, spettacolare. E adesso guardiamo il piccolo giardinetto che avevano, vero Rita? Sì, giardinetto così piccolissimo. Sì, guardate già in fondo quell'albero immenso. Che bello e che cura. Stavo leggendo, durante la seconda guerra mondiale una parte degli arredi degli edifici pubblici vi trovò rifugio sotto l'aranciera, tra cui sembra la celebre Gioconda. Quindi probabilmente, o comunque non si sa se è storia o leggenda. No. È storia. Così con In questo edificio che si chiama Aranciera, cioè mettevano il raccolto delle le arance in inverno per non guastarsi. E durante la seconda guerra mondiale qui addirittura hanno conservato nascosto parte degli arredi e probabilmente anche il dipinto della Gioconda. Qua c'è anche il labirinto con la vegetazione, ma noi non entriamo, poi magari ci vuole mezz'ora per riuscire. Guardate che razza di piante bellissime avevano piantato, immense. Un giardino spettacolare. Forse c'è anche una vigna addirittura, andiamo a vedere, qua a destra. Cedro blu, questo è una sequoia gigante del 1870, questa sequoia Rita. Ovviamente ogni castello, ogni signore aveva la propria vigna, qua c'è una vigna meravigliosa, curatissima, sicuramente producevano il proprio vino. Vedete, 10.000 bottiglie di vino bianco hanno prodotto qui nel Château de Cheverny. Che magnificenza questi alberi. Questo che cos'è? Una Tillet de famiglie. Chissà, anche questo del 1870. No, praticamente si è appoggiato. Sì, però guarda, vedi che hanno radici. Sono radicati e hanno sviluppato altri piani. Non lo so se rendono l'idea così nella GoPro, ma sono alberi immensi. Vai vicino, Ri. Rimane molto con la testa sott'acqua. Che bello che è. Bellissimo cigno. Là ci sono anche quelli neri. Guardate che bello anche il canile, come un tempo quando facevano le battute di caccia. È strano che sia uscito perché gli mettono l'acqua, gli tirano l'acqua proprio per non farli uscire. Ce n'è molti lì dentro. Guardate qua, questo era quello che facevano, vedete? Le battute di caccia a cavallo con tanti cani. È ancora quella razza, è la stessa razza. Dai
Bellissima escursione anche oggi, passeggiata e visita questo castello meraviglioso. Adesso rientriamo in camper. Davide nel frattempo ha fatto la lezione di inglese e ci spostiamo. C'è un'area sosta a pochi chilometri, è giusto per non rimanere qui, continuiamo a muoverci sempre ormai. E stasera ci finiamo di vedere quella serie. Ah sì. Ci ha fregato. Iniziata a pranzo all'1, alle 4 stavamo ancora a guardare. 3 ore. Ragazzi, ci spostiamo. Davide sta finendo in questo momento, è ancora con la professoressa e proseguiamo. Dado ha finito la lezione di inglese e quindi ci spostiamo 40 minuti e ci riparcheggiamo sempre più vicino a Parigi. Purtroppo Dado si è perso il più bello di tutti quelli che abbiamo visto, probabilmente. Chambord 24 km, ma noi ci fermiamo tra 7.7, siamo arrivati. Un minuto 240 metri, l'area sosta in questo paesino, che stranamente non sappiamo ancora come si chiama, ma lo leggiamo. Bella ragazzi, aretina sosta, seria, e domani corsa. Alla scarsità dei raccolti, i feudatari, padroni dei campi, Polletto arrosto. Davide sta studiando per una verifica che ha a giorni. Sta sempre studiando ormai, corsi, lezioni, scuola. E vabbè, ci sta. Tu Rita, prepari un polletto da mettere al forno delle patate. Va bene? Ti dispiace? No, no. Polletto in forno a 200 gradi in 40 minuti. Quanto ci mette Rita? Sì, un'oretta e un quarto. Bene, e nel frattempo piovigina. Piovigina. Sì, però bello, chiuso in camper, abbiamo viaggiato, abbiamo visitato tanto e il tempo non è dei migliori. Però non c'è freddo oggi. Il posto ragazzi è stupendo, stupendo come sempre. C'è un altro camperino e basta, lì carica e scarico, è gratuito. Mi sta bruciando sopra infatti. Guarda. Aspetta che metto il sale. Lo metto giù perché si stava bruciando sopra. Aspetta che l'ho messo male. Vero? Comunque amici, polletto pronto, patate e verdure idem, ci sediamo a tavola, sono le 8:30, ho parecchio appetito, continuo a gocciolare, si sta bene in campo, si sta parecchio bene, anche quando piovigina ogni tanto ci piace, ci fa compagnia. Buona cena, e a domani, non perdiamo tempo. Mi hai rubato la forchetta. Bel piattone ragazzi, ve lo rifaccio vedere con già un bel bicchierozzo di vino rosso. Ciao. Buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti amici. Inizia la nostra corsetta. Tempo abbastanza brutto, ha piovuto tutta la notte e forse sta gocciolando anche adesso, ma noi corriamo e corriamo sempre in un paradiso. Guardate dove corriamo. La Francia è stupenda, sempre in mezzo al verde. Wow, è sempre sulla Loira. Cavolo, sta piovendo, siamo appena usciti noi e è iniziata a piovere. È iniziata a piovere fortissimo e noi corriamo anche con l'ombrello. Non ci fermiamo mai ragazzi, non ci fermerà mai nessuno. Correndo con Dado scopriamo sempre tutto. Abbiamo un Carrefour qui a sinistra, farmacia, distributore, abbiamo tutto. 11 gradi segna il cartello e ci troviamo nel villaggio di Fleury-du-Lloret.
E anche oggi 30 minuti, dato. E qui nel ponte scivoloso si E anche sotto la pioggia. Grande. Non ci fermerà mai nessuno, Dado. Ho iniziato da un po' a giocare a Brawl Stars e ho aperto lì un club, si chiama Dado Real. Se vi piace giocare a Brawl Stars, andatelo a cercare, mandatemi una richiesta di amicizia, magari potremo farci qualche partita insieme. Si rientra in camperone e ci sposteremo anche. Aspetta, vieni un attimo. Un po' bassino per essere così lungo, no? Sono zuppo, devo cambiarmi, se no mi fa male. Comunque ci sono 11 gradi, ragazzi. Ecco qua i nostri ombrelli. Ragazzi, oggi abbiamo perso addirittura una parte con gli ombri. Sì, è stato faticoso, ma per la prima volta sono riuscito a battere papà. Dovete sapere, di solito non filmiamo la parte finale della nostra corsa, però lui inizia ad accelerare e non riesco a stargli dietro. Invece oggi sono riuscito a batterlo. Adesso facciamo carico, ce ne andiamo. Qua c'è anche l'acqua potabile, ragazzi. Carichiamo. E abbiamo riempito una bottiglia. Siamo prontissimi per partire e carichiamo l'acqua. È gratuita e ne approfittiamo. C'è da dire un'altra cosa, che a 12 minuti c'è un altro palazzo pazzesco e io non vorrei perdermelo. No! Davide sì, ma io no, dato che sono qui. Grazie al comune, come sempre, per quest'area sosta stupenda. Andiamo a visitare un altro castello. Rita, che ne dici? Un altro castello lo visitiamo? Sei d'accordo? No? Ti sei stancata? Facci sapere le tue opinioni. E allora va bene questo itinerario, un altro castello, poi Orléans e poi forse un altro ancora è Parigi. Va bene il giro? Io visitiamo tutti. Va Io li bene. avrei visitati tutti e 30, 40, quanti sono? Non lo so, molti. Sì, ma sono bellissimi, è vero. Sembra di perdere qualcosa lasciandoli indietro. Oggi piove bene, ma noi ce ne freghiamo, ci parcheggiamo adesso fuori da un altro castello, pranziamo, alle 2 apre, lo visitiamo e al chiuso tranquilli dentro e poi ci rispostiamo, raggiungiamo una bella cittadina oggi. Non so quanti abitanti abbia Orléans, dobbiamo vedere. Sempre sulla Loira, siamo sempre sulla Loira, da giorni e giorni, tutti i castelli erano qua sulla Loira. Grandi spazi dappertutto. Porta a sinistra verso Chemin Descret. Parcheggi gratuiti per camper, eccoli qui. Bellissimo parco giochi per i bambini, carico C'è anche e l'acqua, scarico, c'è tutto, bellissimo. sempre gratis. Che meraviglia. Quindi anche qui zona carico-scarico gratuita, vedete? Qua rubinetti, toilette, è assurdo. Francia top assoluto, Francia top, top assoluto. facilissimo. C'è di tutto ovunque. È mezzogiorno e 21, all'una Dobbiamo pranziamo, preparare alle il pranzo. 2 andiamo a vedere il castello. Ombrelli, Per forza. oggi piove. Oggi piove. Ci troviamo a Meung sul Loire, Meung sulla Loira. E il castello dista da qua, dal parcheggio, 500 metri. Piccolissima cittadina, c'è un ristorantino, 2, 3 ristorantini al centro, poca roba. Però tutto sempre organizzato, curato, fantastico.